Le accuse sono pesanti, si va dall'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico alla fabbricazione di armi da guerra. A 17 anni dall'azione di Serenissimi, che nel maggio del 97 occuparono il campanile di San Marco e portarono in piazza il tanco, i carabinieri del Rossi, raggruppamento operativo speciale, hanno eseguito nella notte 24 arresti tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana e Sardegna. L'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, è partita 2 anni fa. Nel mirino un gruppo di persone che avrebbero progettato varie iniziative, anche violente, per sollecitare l'indipendenza del Veneto. In 22 sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari per ragioni di età, 16 i veneti, oltre 33 perquisizioni, tra loro uno dei leader dei forconi, Lucio Chiavegato, il fondatore della Liga Veneta, Franco Rocchetta, i 2 Serenissimi, Flavio Contin e Luigi Faccia. L'obiettivo, come è stato detto, era quello di arrivare all'indipendenza del Veneto e di altre regioni del nord Italia attraverso iniziative che, come hanno documentato le indagini, erano di matrice violenta. Simbolo dell'associazione clandestina, denominata l'Alleanza, un carro armato artigianale, una pala meccanica cingolata da 40 tonnellate di peso, che le immagini, girate di nascosto dai carabinieri, mostrano come sia stata successivamente blindata, dotata di telecamere e di una bocca da fuoco ancora da montare. E proprio la bocca da fuoco, con un'esercitazione di sparo con munizioni a salve documentata, fa ritenere alla magistratura che questo gruppo potesse essere più pericoloso e violento dei Serenissimi del 97. La pericolosità è desumibile non solo dalla accertata fabbricazione di questo carro armato blindato ed armato, ma anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che sono state effettuate dal ROS, dove si faceva esplicito riferimento ad attività violente anche con il ricorso ad armi leggere. Sempre secondo le 222 pagine dell'ordinanza firmata dal GIP di Brescia Enrico Ceravone, l'Alleanza aveva pensato alla data delle elezioni europee per una prima azione. Chi aderiva al progetto indipendentista doveva compilare delle schede con regole tassative da rispettare. C'erano poi telefoni cellulari utilizzati solo per le conversazioni e un'attività pubblica di propaganda che si differenziava dall'attività per così dire segreta, finalizzata anche a raccogliere fondi. Nei piani dell'organizzazione, secondo la Procura, il tanco doveva essere utilizzato per un'azione in piazza San Marco, con il coinvolgimento di centinaia di persone, alcune delle quali armate. Le indagini, ha affermato il procuratore di Brescia, non si sono ancora concluse.